Io sono amico di Mario Conte e lo considero un ottimo amministratore. L'ultima acqua sul fuoco a 48 ore dall'innesco del rogo la getta il ministro della giustizia nelle stesse ore in cui a Roma Mario Conte incontra il collega di governo Piantedosi. Quella Treviso non è più una città sicura, aveva acceso le polveri politiche, ma Carlo Nordio si dice stupito della interpretazione data a una semplice opinione. Una opinione che è condivisa purtroppo da molti trevigiani, che la città non sia più sicura come una volta, soprattutto in certi momenti della settimana come il sabato. Naturalmente questa è una situazione che si è sedimentata per varie ragioni, soprattutto per la mancata integrazione di persone extracomunitarie che non hanno magari la nostra stessa sensibilità culturale. È un problema che coinvolge un po' tutti. Certamente non è imputabile né all'amministrazione né tantomeno alla vigilanza delle forze dell'ordine. Insomma, un problema non di oggi, un problema generale, dice Nordio, trovandosi sulla stessa linea di Conte nei concetti legati alla presenza di stranieri in città, alla certezza della pena e alla necessità di inasprire le pene nei confronti dei minori. Bisogna applicare le leggi che ci sono e poi riconsiderare in termini ampi quello che è il concetto di minore età, nel senso che fino a ieri si pensava che il minorenne, cioè l'inferiore di 18 anni, fosse una persona tutto sommato potenzialmente pacifica, magari un po' discola. Oggi invece abbiamo visto che ci sono addirittura casi di lesioni gravissime o addirittura di omicidi commessi da minorenni. Credo che una maggiore severità anche nell'applicazione della legge nei confronti dei minori sia necessaria.